Frecce rosse cancellate, sala d'attesa vuota, atrio semideserto, parcheggi all'esterno liberi. Si presenta così la stazione di Vicenza il giorno dopo l'ultimo decreto governativo varato nella notte tra sabato e domenica. Se dall'evolversi dell'epidemia da Covid-19 i viaggiatori erano sensibilmente diminuiti, oggi sono ancora meno. Dovevo andare a Roma, ma lo posticipiamo di una settimana. Dovevo andare sì all'aeroporto di Treviso perché dovevo andare a Budapest, però mi hanno chiuso l'aeroporto di Budapest, quindi ho riconsegnato la macchina a noleggio e adesso sto tornando a casa. Questo sta diventando un po' un problema? Sicuramente è un problema. A circolare sono i treni regionali, anche se a prenderli sembra non esserci nessuno. Una coppietta al binario sembra dimentica di quello che sta accadendo, mentre sul piazzale, sulle panche in pietra, c'è chi con valigia è in attesa. Stessa situazione alla stazione delle Corriere SVT, autobus semivuoti che arrivano e partono, passeggeri distanziati a gironzolare, qualche immigrato. Le scuole chiuse hanno fatto il vuoto ed ora il nuovo decreto ha fatto il resto. Da stamattina si è visto veramente un drastico abbassamento del passaggio delle persone, in effetti molte persone giustamente hanno seguito le indicazioni date alla televisione, con però la conseguenza che si vede dalla stazione dei treni anche qua da noi davvero oggi c'è la calma assoluta. Taxi fermi davanti alla stazione, anche loro dotati di presidi anti-coronavirus, ma i clienti latitano. Una mascherina ce l'ho, ogni tanto, no? C'ho la mascherina, c'ho la mucchina e dopo c'ho anche lo spray, quello per disinfettare. Se vengono 4 persone una bisogna che si sieda qua e non c'è il metro di distanza. Ma quanto è calato il lavoro? Un bel po', secondo me un 60-70% almeno. Ma solo per la stazione o anche in tutta la città? Tutta la città.